La condizione in cui versa il comune di Porto Empedocle è estremamente grave. Dopo la dichiarazione di default dichiarata dal Consiglio Comunale e fortemente voluta dal sindaco di 5 Stelle, Ida Carmina, la situazione finanziaria attuale non sembra essere affatto migliorata, anzi, a detta del responsabile del settore Eugenio Bonfiglio, siamo già a qualche milione e passa di euro di deficit che il comune di Porto Empedocle ha già raggiunto, una precarietà da cui sarà difficile uscirne, considerando le attuali situazioni in cui versano le casse comunali, i trasferimenti statali futuri e le previsioni delle entrate. La situazione a oggi è la seguente, che in cassa non abbiamo nessuna disponibilità in tesoreria, in quanto abbiamo tutta l'anticipazione di cassa già utilizzata, anzi ad oggi addirittura siamo fuori fido, per fare capire alla gente, perché noi abbiamo un fido e lo abbiamo addirittura sconfinato. Abbiamo degli ordini di accreditamento della Cassa regionale per due OA che in poche parole ammontano a circa 220.000 euro più, euro meno. Questi due ordini di accreditamento, diciamo che per utilizzarli bisogna fare un atto per prelevarli dalla Cassa regionale e metterli nella disponibilità di cassa. Io, nella qualità di responsabile del settore, e l'ho detto pure nella riunione della prefettura, io ho detto che siccome non sono sufficienti non sono sufficienti a poter pagare una mensilità ai dipendenti, io ho pensato di tergiversare, di prendere qualche po' di altro giorno di tempo per vedere, come d'altronde avevamo fatto già nel mese di gennaio, per vedere se ci fossero state ulteriori entrate e poter soddisfare magari una mensilità ai dipendenti e possibilmente anche una mensilità alle ditte che potevano dare uno stipendio ai lavoratori del settore della nettezza urbana. Ad oggi siamo fermi sempre a 200 e passamila euro, per cui io non posso, non so che cosa fare. Ho detto al sindaco, il sindaco mi ha chiamato di prelevare questi soldi per dare fronte all'emergenza rifiuti, vedendo di magari dividerli tra Catanzaro e tra le ditte per evitare. Io gli ho detto, come avevo detto davanti al prefetto in sua presenza, che qualora lei, la dottoressa, avesse fatto un atto di indirizzo di giunta dove mi indicava le priorità, io prelevavo queste somme e emettevo i mandati di pagamento.